Torna alla vittoria la Pro Patria che dopo due sconfitte consecutive va a vincere meritatamente 1-0 sul campo del Pontedera, un successo dicevamo meritato per i Tigrotti che si sono imposti grazie alla rete siglata al 25esimo del primo tempo da Leonardo Galli, un bel diagonale di destro dell'esterno biancoblù, peraltro ottimamente imbeccato dal giovane Ferri, il classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Pro Patria. Peraltro già prima di sbloccare il risultato con Ferri, la Pro Patria era andata in gol con Latte, una rete annullata per fuorigioco dal direttore di gara, un episodio che comunque rimane abbastanza dubbio. A proposito del direttore di gara, Arena di Torre del Greco, verso il finale del primo tempo, dopo uno scontro con Lombardoni, l'arbitro è ruzzolato per terra facendosi male alla gamba sinistra, ha provato a rimanere in campo ma il direttore di gara non è riuscito però a proseguire la partita, lasciando il posto al quarto uomo, il signor More di La Spezia, che ha portato a termine la fase finale del primo tempo e ovviamente tutta la ripresa. Ripresa che ha visto la Pro Patria difendersi con ordine e rischiare poco o nulla, tranne in una circostanza quando Greco è stato molto bravo a neutralizzare una conclusione ravvicinata di Magrassi. Una buona Pro Patria decisamente più in palla combattiva rispetto a quella vista mercoledì a Como, nonostante una serie di assenze pesanti, ricordiamo tra le altre quelle di Bertoni e Nicco squalificati a centrocampo. Per quanto riguarda la classifica, con questi 3 punti la Pro sale a quota 18 e tira un bel sospiro di sollievo alla fine di un ciclo terribile di 5 partite in 15 giorni. Ora c'è una settimana libera da impegni ufficiali e poi domenica prossima si torna allo Speroni per ospitare il Grosseto.